Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Da oggi non è possibile accedere nelle gole del Raganello, regna il silenzio nell'area posta sotto sequestro su disposizione del procuratore di Castrovillari. Il capo della protezione civile Borrelli, priorità è la sicurezza, intanto i sindaci in una lettera aperta dicono no a capri espiatori. Giuseppe Belcastro resterà al suo posto. Il sindaco di San Giovanni in Fiore ha ritirato le dimissioni presentate lo scorso 7 agosto. Indagini serrate dei carabinieri della compagnia di Scalea dopo l'accoltellamento a Diamante in cui ha perso la vita il 23enne cosentino Francesco Auggeri. Oggi l'appello dei parroci della città del Tirreno. Ha ammesso le proprie responsabilità davanti al giudice per le indagini preliminari Giuseppe Olivieri, accusato dell'omicidio di Francesco Timpano, freddato in spiaggia a Nicotera lo scorso 12 agosto. Chiuso oggi a Reggio Calabria il Museo Archeologico Nazionale che ospita i bronzi di Riace. Il violento temporale di ieri ha provocato danni all'impianto elettrico. Allegati gli scantinati, i vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte. Scoperte e sequestrate dai carabinieri forestali alcune strutture abusive di lidi balneari sul lungomare e località Sant'Angelo a Rossano Corigliano. Il cantautore romano Francesco De Gregori incanta la Summer Arena di Soverato. Grandi classici e brani accattivanti hanno entusiasmato il pubblico. Ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro TG. Lo avete sentito anche dai titoli: a Cività regna il silenzio. Da oggi non è più possibile accedere nelle gole del Raganello poste sotto sequestro dalla Procura di Castrovillari. Proclamato il lutto cittadino a Cività per i prossimi 15 giorni, l'esposizione delle bandiere a mezz'asta in municipio. E solo ieri il capo della Protezione Civile Nazionale Borrelli ha ribadito priorità e la sicurezza. Vediamo. Consentire escursioni in condizioni di allerta, gruppi di persone e bambini in un camminamento tra rocce e torrente che negli snodi più impervi è largo al massimo 5 metri e profondo 600 metri rispetto alle cime da cui può precipitare l'acqua, significa accompagnarli in una trappola mortale. È uno dei passaggi dell'intervista rilasciata dal procuratore di Castrovillari, Eugenio Facciolla, al quotidiano La Repubblica, un virgolettato che spiega più di ogni altra considerazione che al di là delle condizioni meteorologiche estreme che sono verificate il 20 agosto, qualcosa non ha funzionato negli automatismi che dovrebbero esistere a tutela dell'incolumità pubblica. Proprio ieri il procuratore Facciolla ha posto sotto sequestro l'area delle gole del Raganello. I reati ipotizzati vanno dall'omissione di atti d'ufficio al plurimo omicidio colposo. Va ricostruita, dice il procuratore, la sequenza delle decisioni assunte o non assunte, risalendo la catena delle funzioni e delle responsabilità istituzionali. Le mancanze, aggiunge il magistrato, che è sceso nelle gole dopo la tragedia, sono visibili a occhio nudo. Manca una cartellonistica idonea a segnalare la complessità del percorso e tutti i possibili rischi. Insomma, le gole del Raganello, per tornare ad essere fruibili e continuare a sostenere economicamente le attività della zona, dovranno diventare sicure, a cominciare dal rispetto delle allerta meteo e dall'osservanza delle regole di accesso e utilizzo di questa risorsa. In una parola, prevenzione. La prevenzione si può sempre migliorare. Le falle, le pecche nella prevenzione emergono quando si verificano gli eventi. Adesso bisogna adottare un piano serio di fruizione di questi bei luoghi che purtroppo sono anche rischiosi. Nel pomeriggio di ieri il capo della Protezione Civile e il governatore della regione hanno incontrato i feriti ricoverati all'Annunziata. La tragedia ha colpito tante famiglie che adesso necessitano di sostegno anche da parte delle istituzioni. Mario Oliverio ci parla dell'incontro con la vedova di Gianfranco Fumarola, l'agente penitenziario che prima di cedere alla furia della piena è riuscito a mettere in salvo i 2 figli che erano insieme a lui nelle gole. Io ho visitato questa mattina la signora, mi ha colpito nella tragedia la sua forza e la sua serenità e la forza che ha dato ai bambini che assieme a lei ho avuto modo di visitare questa mattina. Noi
facciamo tutto il possibile, siamo a disposizione naturalmente senza risparmio di energie per aiutare coloro i quali hanno subito questa gravissima ed irreparabile appunto, situazione. Naturalmente ho già detto al prefetto che la Regione è pienamente, come dire, disponibile a valutare ogni iniziativa. Intanto i sindaci dei comuni attraversati dal torrente Raganello in una lettera a firma congiunta dicono no a capri espiatori, va cercata la verità. Intanto il capo della Protezione Civile regionale Carlo Tanzi si schiera con i primi cittadini ed auspica una legge ad hoc per garantire le risorse ai comuni. Vediamo. Il piano Gole Sicure non era applicato, lo precisa il sindaco di Civita ai giornalisti. La delibera era in fase di esecuzione, quello che era attuativa era l'ordinanza del 1997. Quindi questo piano Gole Sicure non era ancora attivo? No, assolutamente no, perché dovevamo consorziarci con gli altri comuni dove ricade le gole del Raganello. Nel dopo emergenza si apre la fase nuova, quella della ricerca delle responsabilità. Chi non ha fatto cosa, come affermato dal ministro dell'ambiente Sergio Costa in visita sul Pollino nei giorni scorsi, i primi cittadini di Civita, San Lorenzo Bellizzi, Cerchiara di Calabria, Francavilla Marittima, comuni attraversati dal torrente Raganello, in una dichiarazione congiunta concordata con i propri legali, dicono no alla ricerca di capri espiatori. Da stamattina sto facendo il sindaco e mi sto muovendo per tutte le azioni propedeutiche a far sì che si scoprano tutte le verità. Nella lunga missiva i sindaci ribadiscono ciò che hanno ripetuto più volte, e cioè che il 20 agosto, il giorno della piena e delle morti, a Civita e Cerchiara non è caduto 1 millimetro di pioggia. Sui sindaci, evidenziano, vengono scaricate tante responsabilità, ma di uomini e mezzi non se ne vedono, di finanziamenti neppure a parlarne, sebbene negli ultimi anni tanto si sia cercato di fare, anche pensando ai bilanci municipali e con l'aiuto fondamentale delle associazioni di volontariato, per poter guadagnare in efficienza ed efficacia per quanto possibile. Lo stesso capo della Protezione Civile regionale Carlo Tanzi, in una lettera aperta indirizzata ai primi cittadini calabresi, auspica che il governo centrale, attraverso leggi ad hoc, possa garantire ai sindaci le risorse umane ed economiche per fronteggiare le calamità naturali. Io continuerò a stare con tutte le energie dalla vostra parte, continuando a rispondere personalmente ad ogni chiamata, condividendo il vostro profondo senso di solitudine e del dovere. Fin qui le posizioni istituzionali. Restano però tante domande. Chi doveva garantire la sicurezza nelle gole del Raganello? Saranno le due inchieste aperte, una amministrativa, l'altra penale, a dare risposte. Cambiamo argomento. Giuseppe Belcastro, il sindaco di San Giovanni in Fiore, resta al suo posto. Ha presentato le dimissioni il 7 agosto scorso. In un messaggio su Facebook ringrazia tutti i cittadini per gli attestati di stima nei suoi confronti e poi dice resto per spirito di sacrificio. Vediamo. Giuseppe Belcastro torna sui suoi passi, revoca le dimissioni presentate il 7 agosto scorso. In un video postato sui social, il primo cittadino di San Giovanni in Fiore spiega la sua decisione, ringraziando i cittadini e ricordando le cose fatte nei 3 anni di amministrazione e quelle da fare. Un sindaco non si dimette per capriccio. Mi sono dimesso perché negli ultimi 2 consigli comunali non c'è stata la maggioranza che mi ha sostenuto e quindi era un atto dovuto il mio. Poi gli attestati di stima, poi la grande vicinanza della popolazione sangiovannese mi hanno, come dire, costretto, detto tra virgolette, a ritornare sui miei passi e continuare il lavoro che avevamo iniziato all'indomani del 31 maggio del 2015. Abbiamo fatto grandi cose, abbiamo avviato lavori per quasi 30 milioni di euro, grazie al sostegno e all'aiuto della Regione Calabria e del suo presidente, l'onorevole Mario Livello. Altri sono in itinere. Questa città sta cambiando pian piano aspetto rispetto a come l'avevamo trovata. Non dimenticate che abbiamo trovato un comune in dissesto e noi abbiamo trovato le risorse per uscire da questo cappio.
Dal 2019 si apre una pagina nuova per questa nostra città. Quindi questa mattina ho protocollato la revoca delle mie dimissioni proprio per spirito di sacrificio e per continuare il lavoro con tutta la squadra di governo, con tutto il Consiglio Comunale che in questi 3 anni, anche il Consiglio ha lavorato bene e mi ha sostenuto in questa che è una esperienza significativa ma difficilissima, perché amministrare un comune come il nostro non è certamente facile. Un'altra vicenda drammatica, ci sono indagini serrate da parte dei carabinieri di Scalea dopo l'accoltellamento a Diamante, siamo sul Tirreno Cosentino, in cui ha perso la vita il 23enne Francesco Auggeri. Ve ne abbiamo ampiamente parlato ieri nel corso dei nostri TG. Oggi c'è l'appello dei parroci di Diamante, vediamo. L'ambulanza che corre nella speranza di salvare la vita di Francesco Auggeri, 23 anni, di Cosenza, ucciso da una coltellata all'uscita di un locale ieri mattina a Diamante. I carabinieri di Scalea sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto nella piazzetta del centro tirrenico cosentino, dove una lite tra ragazzi è degenerata in rissa. Al vaglio dei militari in queste ore i filmati delle telecamere di sorveglianza e il racconto dell'altro giovane coinvolto in questa dannata storia, un 38enne campano portato all'ospedale di Cetraro, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. Gli unici elementi certi questi, oltre al dolore della famiglia, degli amici, di una città attonita per una morte violenta e assurda, di una vicenda la cui dinamica è ancora tutta da chiarire. La morte di Francesco è stata come un pugno nello stomaco e le reazioni sono state tante. Oggi il rettore dell'Unical, Gino Crisci, a esprimere vicinanza personale e dell'intero ateneo alla famiglia Auggeri. Il 23enne studiava biologia all'Università di Arcavacata. Spero, conclude il rettore, che gli amici e i colleghi di Francesco possano trovare la forza per superare questa enorme perdita, onorandone la memoria e condannando sempre ogni episodio di violenza. Anche i parroci di Diamante e Cirella, in una lettera aperta, fanno sapere che quanto accaduto non può rimanere senza eco e senza iniziative educative per la nostra comunità. I sacerdoti propongono una fiaccolata sui luoghi delle notti della Movida perché la notte si possa illuminare di senso. Ha ammesso le proprie responsabilità dinanzi al giudice per le indagini preliminari Giuseppe Olivieri, accusato dell'omicidio di Francesco Timpano, freddato, lo ricorderete, in spiaggia a Nicotera lo scorso 12 agosto. Vediamo. Non è rimasto in silenzio e non si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha confessato Giuseppe Olivieri, il 36enne, che lo scorso 12 agosto ha ucciso a colpi di pistola Francesco Timpano in una spiaggia a Nicotera Marina. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia ha negato la premeditazione del delitto e ha dichiarato di aver agito a scopo preventivo per evitare una possibile vendetta della vittima, che era scampato l'11 maggio scorso alla raid omicidio del fratello quando furono uccise 2 persone a Nicotera, mentre altre 3 erano rimaste ferite in un bar all'Imbadi e tra questi anche il fratello di Francesco Olivieri. Quest'ultimo sarebbe stato uno dei principali obiettivi della raid di Francesco Olivieri in quel drammatico pomeriggio dell'11 maggio. Non avendolo trovato in casa all'Imbadi, Cico, così chiamato, scaricò tutta la sua rabbia sull'auto di Timpano trovata crivellata dai colpi di fucile nella frazione di Caroni. Una scia di sangue che parte da lontano e che affonda le sue origini al 1997, anno in cui venne ucciso in un agguato uno dei fratelli di Giuseppe Cico Olivieri, Mario, detto Mariano. Gli Olivieri sarebbero stati sempre convinti che dietro a quell'omicidio ci fosse la mano di Giuseppina Mollese, una delle vittime della mattanza dell'11 maggio, la quale avrebbe assoldato i killer per vendicarsi dell'uccisione del figlio Ignazio Gaglianò, ammazzato qualche anno prima, sempre nel comprensorio di Nicotera. Un delitto imputato in particolare a Michele Valeriotti, freddato a colpi di fucile nella raid dell'11 maggio da Francesco Olivieri nella sua casa di Nicotera, e a Francesco Timpano, la vittima dell'agguato compiuto da Giuseppe lo scorso 12 agosto al lido Il Gabbiano di Nicotera Marina. Uno filo rosso che i carabinieri stanno seguendo per fare piena luce sulla sequenza di omicidi che ha insanguinato la zona negli ultimi 20 anni. Ma se Giuseppe Olivieri non è rimasto in silenzio, non tutto, secondo gli inquirenti, avrebbe detto, soprattutto quando il magistrato
L'imputato gli ha chiesto come ha passato i giorni intercorsi tra l'agguato mortale ed il giorno in cui si è costituito. Su questo punto il 36enne ha dichiarato di essersi nascosto nelle campagne circostanti senza l'aiuto di alcuna persona, circostanza che non convince, per cui le indagini non sono considerate concluse con l'obiettivo di individuare i complici che hanno garantito a Giuseppe Olivieri la fuga e la latitanza per un'intera settimana. Intanto il killer resta in carcere su disposizione del GIP. Chiuso oggi a Reggio Calabria il Museo Archeologico Nazionale che ospita, lo ricordate, i bronzi di Riace. Il violento temporale di ieri ha provocato danni all'impianto elettrico, sono stati anche gli scantinati, si sono allagati, i vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte, vediamo. Hanno lavorato per ore i vigili del fuoco per eliminare l'acqua che ha raggiunto nella notte gli scantinati del Museo Nazionale di Reggio Calabria. Sono state ore difficili e di allarme per l'importante e prestigiosa struttura reggina, i cui seminterrati sono rimasti allagati dopo la forte pioggia caduta nella notte su gran parte della città. Una vera e propria bomba d'acqua. A provocare l'allagamento la pioggia abbondante che ha ingrossato le strade perpendicolari a Via De Nava e che scendono dall'alto di una delle tante collinette in direzione mare e quindi verso il museo, che è compreso tra il prolungamento di Corso Garibaldi e Via Veneto. Siamo proprio a ridosso di Via Marina, uno degli scorci più suggestivi della città, rimasto flagellato dal maltempo. I danni non sono stati ancora calcolati, certo il tempestivo intervento dei vigili ha ridotto, diciamo meglio contenuto, gli effetti negativi. Nelle prossime ore ci sarà una riunione dei dirigenti del museo per fare il punto sulla situazione e naturalmente saremo in grado anche di dire se siano stati raggiunti dall'acqua reperti archeologici che in questo momento non si trovavano in mostra nei piani alti dello stesso museo. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. I carabinieri forestali hanno scoperto e sequestrato sul lungomare di Corigliano Rossano in località Sant'Angelo strutture edilizie abusive all'interno di alcuni stabilimenti balneari di Rossano Scalo in area sottoposta a vincolo paesaggistico, verificate autorizzazioni e concessioni demaniali. Denunciati in stato di libertà 2 persone accusate di truffa online, l'operazione della polizia di Catanzaro Lido, nei guai un 39enne campano e un 53enne pugliese. L'indagine partita dopo la denuncia di cittadini che avevano acquistato e pagato merce mai ricevuta. Un detenuto nel carcere minorile di Catanzaro di nazionalità straniera ha demolito la sua cella, alla quale ha appiccato il fuoco barricandosi all'interno. Lo segnala il segretario regionale UGL della Polizia Penitenziaria Walter Campana. Il minore, arrestato 20 giorni fa, è stato subito dopo scortato in ospedale per le cure del caso. Un uomo di 50 anni è stato denunciato dai carabinieri al termine di indagini su 11 incendi dolosi avvenuti lo scorso anno nel Parco del Pollino. Le indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Potenza. A Palmi adesso, dove è stato rinviato ad ottobre il progetto per il nuovo ospedale, vediamo. Era da scommetterci, la data della presentazione del progetto definitivo del nuovo ospedale della Piana di Gioia Tauro è slittata di 60 giorni per motivazioni di ordine tecnico-progettuali. La data del 22 agosto era stata enunciata con grande enfasi dallo stesso governatore Mario Oliverio nel corso di una visita alla città di Palmi nello scorso mese di maggio. La notizia dello slittamento l'ha riferita lo stesso sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio. Dalle interlocuzioni di questi giorni tra il sindaco e i responsabili della procedura della Regione Calabria sono infatti emersi gli ultimi aggiornamenti dello stato dei lavori riferiti al progetto definitivo a cura della società di ingegneria incaricata, fase di lavoro che prevede la redazione di circa 1300 elaborati grafici e altri descrittivi relativi agli aspetti funzionali, strutturali, sanitari, di sicurezza delle reti e degli impianti e delle infrastrutture di servizio. A seguito delle risultanze delle indagini geognostiche che hanno comportato
comportato una modifica dell'impianto ospedaliero con una nuova forma e rotazione del volume sul precedente impianto, ad oggi si sono svolte ulteriori interlocuzioni tra progettisti e ASP per la definizione del piano sanitario. È stata infatti avviata quindi la fase di trasferimento delle informazioni ai nuovi layout funzionali del piano sanitario per procedere con il lavoro di redazione del progetto definitivo, di fatto mutato in tutto il suo assetto organizzativo e tecnico. A seguito di tali attività in corso, evidenziano da Palazzo San Nicola, la società di ingegneria ha chiesto di poter proseguire nel lavoro con la disponibilità di altri 60 giorni al fine di presentare il progetto definitivo rispondente a tutte le nuove istanze. Il RUP, in questo caso l'ingegnere Pallaria, accordando la richiesta, ha disposto quindi nella prima settimana di agosto, con un nuovo ordine di servizio, la data di consegna della fase progettuale definitiva per il 30 ottobre 2018. Siamo alla pagina dello spettacolo. Il cantautore romano Francesco De Gregori incanta alla Summer Arena di Soverato. Grandi classici e brani accattivanti hanno entusiasmato il pubblico. Vediamo. Guarda quel treno che sta arrivando da lontano. Guarda quel treno che sta arrivando da lontano. Numeri da scaricare è il brano che ha aperto il concerto di Francesco De Gregori sul palco del Summer Arena di Soverato, uno dei pezzi meno noti del cantautore, inserito in una scaletta ricca di grandi successi e altri brani accattivanti. Generale, dietro la stazione, lo vedi il treno che portava al sole, non fa più fermate, neanche per pisciare, si va dritti a casa. Il principe, accompagnato dalla formazione che lo ha supportato nel tour all'estero, ha entusiasmato il pubblico dell'arena, commosso dal ricordo di Lucio Dalla e partecipe, quando si è trattato di intonare le note dei grandi classici, in qualche caso rivisitati. E farci fare l'amore, l'amore, dalle infermiere. In chiusura, Buonanotte Fiorellino e Titanic, e durante l'atteso bis il duetto con la moglie e ancora due successi come Alice e Rimmel. Non è certo da questi particolari e si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. A Castrovillari per la messa internazionale, un momento davvero solenne inserita nell'ambito dell'estate internazionale del folklore. Vediamo. Tante flebili voci, capaci di diventare un coro assordante a favore della pace, si sono levate nel santuario della Madonna del Castello di Castrovillari in occasione della Messa della Pace inserita nel cartellone dell'estate internazionale del folklore 33esima edizione. Ad officiare la Santa Messa Sua Eccellenza Monsignor Francesco Savino, vescovo della diocesi di Cassano allo Ionio, e Don Carmine De Bartolo. Presenti il sindaco della città Mimmo Lopolito, il suo vice Francesca Dorato e il presidente del Consiglio Piero Vico, assessori e consiglieri comunali. A prescindere dalla loro fede religiosa, i gruppi di Polonia, Corea del Sud, Ecuador, Francia, Martinica, Messico e naturalmente Italia si sono uniti in un grande abbraccio affinché la pace superi ogni barriera, perché è un bene di tutta l'umanità, parole sottolineate dal presole durante la sua omelia. Quest'oggi, cari fratelli e sorelle, vorrei farmi interprete del grido che sale da ogni parte della terra, da ogni popolo, dal cuore di ognuno, dall'unica grande famiglia che è l'umanità. È il grido che dice con forza: vogliamo un mondo di pace. La pace è un dono troppo prezioso che deve essere promosso e tutelato. A Maria chiediamo di aiutarci a rispondere a ciò che è successo a Civita, tra le bellissime gole del Raganello, dove hanno perso la vita 10 nostri fratelli. Quante storie in una tragedia, figli rimasti orfani, mogli e mariti rimasti vedovi. È l'ora della preghiera, della meditazione profonda, del dolore per questa sciagura umana. Il direttore artistico
artistico del festival ha ringraziato il Vescovo per la presenza e per l'appoggio e condivisione di questo momento unico che vede insieme tanti popoli provenienti da ogni parte della terra, tante religioni che si sono unite in segno di pace. Ciascun componente dei gruppi ha letto nella propria lingua un messaggio di pace e durante l'offertorio ha consegnato a Don Carmine De Bartolo alcuni doni della propria terra. Lo stesso ha omaggiato loro con l'immaginetta sacra della Madonna del Castello, patrona della città di Castrovillari, mentre il direttore artistico Antonio Notaro ha consegnato loro una targa a ricordo della manifestazione. Ed è davvero tutto. Prima di salutarci però, come sempre, le previsioni del tempo. Ben ritrovati al meteo. La blanda circolazione in quota che ormai staziona da diversi giorni sul canale di Sicilia, nelle prossime ore tenderà a traslare verso levante, continuando però a favorire una moderata instabilità non soltanto pomeridiana. Una graduale attenuazione dell'instabilità si concretizzerà nella giornata venerdì, ma sarà una tregua effimera, poiché un nuovo peggioramento è atteso tra le giornate di sabato e domenica. Di questo però ne riparleremo meglio nelle prossime puntate, con eventuali aggiornamenti. Passiamo alla previsione in dettaglio per la Calabria. Venerdì, cielo poco nuvoloso ovunque, sebbene alcuni deboli fenomeni potrebbero interessare i litorali tirrenici della Calabria meridionale. Nel corso della giornata aumenta la nuvolosità sulle aree montuose con possibili piogge anche a carattere di rovescio temporale su Pollino, Cipiano Silano, Reventino, Serra Vibonesi e Aspromonte. In estensione su Valle del Cradi, Valle del Savuto, Ametino, area urbana e Catanzarese. Temperature stazionarie. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Venerdì, mari generalmente poco mossi con venti a regime di brezza. E infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Made in Calabria. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.